Un'interessante iniziativa che coinvolge i ragazzi su un problema sociale di grande rilevanza anche qui da noi e promosso dalla CISL. Sì, noi del coordinamento donne CISL ci siamo occupati già da tempo di stalking con altre iniziative nelle scuole proprio perché crediamo nella formazione come momento di prevenzione del fenomeno stesso. È un fenomeno che purtroppo è in crescente aumento. Ci siamo consultati, ci siamo confrontati con la questura, con i dirigenti, con i docenti e anche loro hanno mostrato molto interesse per la prevenzione e per la formazione. E infatti le percentuali di stalking continuano ad aumentare, il 21% della popolazione italiana purtroppo è vittima di stalking e di questo 21% l'80% sono le donne che denunciano, il 20% invece sono gli uomini. È importante conoscere il fenomeno dello stalking, affrontarlo, quindi farlo conoscere oggi ai giovani è di fondamentale importanza perché lo stalking, quando parliamo di stalking ci riferiamo a un determinato tipo di violenza di cui sono vittime le donne. Nel 2007 si vide come in Italia il 14% delle donne affermò di essere stata almeno una volta nella vita vittima di stalking. Però è importante puntualizzare che questo 14% non sta ad indicare tutte le donne che hanno subito violenza, ma soltanto quella parte di donne che hanno denunciato la violenza. Qui ad Agrigento, nella provincia, anche oggi cominciamo a vedere come la donna si avvicina alle forze dell'ordine, alla polizia, per denunciare di essere stata vittima di violenza. Il nostro compito è quello di supportarla, aiutarla al momento della denuncia, seguirla durante il percorso della denuncia e se è il caso seguirla anche dopo, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta sempre di una forma di disagio proprio della donna ma anche dello stalker. È un percorso che hanno fatto durante l'arco dell'anno su varie tematiche, fra questi lo stalking. Oggi è una giornata conclusiva con esperti del settore, dal Corpo di Polizia dello Stato al psicologi e altri. Mi auguro che i ragazzi facciano tesoro di quello che ascolteranno in conclusione dei lavori